questo è il tuo orgoglio, Maria Elisa? Diciamo il lavoro più impegnativo che ho fatto, infatti per farlo ci ho impiegato 3 anni, Eh, 4.000 metri di filo, 4 lino, chilometri? 4 chilometri, E quanti punti? 1.600.000 punti. Ciao ragazzi, oggi è lunedì qui a Colonia Veneta e come ogni lunedì qui nell'ex Monte di Petaugi, museo archeologico e biblioteca civica, una ventina di signore si danno appuntamento per tener viva una delle tradizioni più affascinanti ma anche meno conosciute di questa città, che è famosa in tutto Nord Italia e anche oltre per il mandarlato. Però questa volta non parliamo di dolcezza, bensì di bellezza, che è incorporata però nella pazienza domestica, nel genio femminile e nella gestione strabiliante di ago e filo, perché i merletti e i pizzi di Colonia Veneta sono uno degli emblemi storici più significativi di questa città, che per tanti secoli è stata una pertinenza diretta di Venezia perché era aggregata a Sestiere di Dorsoduro per varie ragioni storiche. E i ricami, o meglio i pizzi merletti, entrano nel novero ampio di quel patrimonio che da Venezia è arrivato fino a qui e che ha caratterizzato la vita sociale ed economica di Colonia Veneta anche per questo ambito così specifico. Io credo che questo sia il lavoro di una vita, non settimane, non mesi e neanche anni. Facendolo ho imparato la pazienza anch'io e non si può cominciare un lavoro con l'idea di finirlo il giorno dopo, ovviamente. Ci si impiega anni a produrre cose di questo tipo. Quanti anni hanno questi lavori qui? 1700 e quindi siamo sui 300 anni. È tutto fatto a lume di candela all'epoca, immagino. Nel 1700 non esisteva l'elettricità, si lavorava con la luce del sole e oltretutto mi dicevano persone di una certa età che facevano 1 centimetro quadrato al giorno perché si perdeva gli occhi. Infatti guardando come si fa, con la lente. Perché a Colonia Veneta c'è questa cultura del merletto? Chi è che la portò? Allora, la portò esattamente agli inizi del 1700 una suora proveniente da Venezia, certa Suor Gertrude, di nobili origini di Casato, e la trasmise alle suore del convento che esisteva qua a Colonia, il convento delle Cappuccine. E lì, per tanti anni, anche lottando contro il diavolo, riuscì a portare avanti quest'arte che lungo gli anni un pochino si trasformò rispetto al merletto originale di Venezia, anche perché questi merletti rispetto a Venezia non venivano prodotti con l'uso del tombolo e del murello, che sono tipici veneziani. Certo, certo. Qua il lavoro veniva imbastito su un cartoncino, anche lì colorato di giallo ocra, più o meno, perché doveva trasmettere un colore anche al lavoro prodotto in superficie, e veniva tenuta in mano, quindi si era perso un po' l'uso delle 2 mani per annodare i fili. Ma questo richiedeva una maggiore abilità allora? Non lo so, diciamo che è un aiuto il tombolo. È vero che è stato difficile tramandarla quest'arte? Direi proprio di sì. Questo lavoro, questo merletto, non poteva essere trasmesso perché doveva essere un segreto, la sua lavorazione. L'unica persona che sapeva lavorare dall'inizio alla fine di questo lavoro era la maestra, l'unica che trasmetteva alle altre, e doveva rimanere un segreto. Perché? È che ne so.
È una domanda che mi sono posta anch'io spesso. Però qualcuno questo poi- segreto, quest'arte l'ha comunque portata avanti. Sì, è stata portata avanti fino al 1800 e purtroppo con l'arrivo di Napoleone il convento fu smantellato e il lavoro non venne più prodotto. Tutti questi pezzi sono pezzi che risalgono dal 1700 al 1800, fino all'inizio del 1900, quando nacque l'ultima scuola del merletto a Punto Cologna. Il pregio del lavoro di Marilisa e delle altre signore non risiede soltanto nella volontà di non farla morire questa tradizione, ma anzi di continuarla a far vivere, ma anche nell'orgoglio di continuare a portare avanti e a sviluppare l'orgoglio per un sapere materiale che è autoctono, perché il famoso Punto Cologna è nato qui ed è un punto che si distingue per la difficoltà di esecuzione, per le tecniche geometriche particolarmente rigide, insomma si tratta di un punto particolarmente complesso. Quelli che nel corso dei secoli sono quindi usciti dalle mani delle merlettaie sono degli autentici capolavori, come quelli che state vedendo, capolavori che hanno richiesto tantissimo tempo, una precisione incredibile, con occhi che venivano consumati per la grande precisione, magari anche per la carenza di luce che un tempo c'era, ovviamente perché non c'era la corrente elettrica, ma soprattutto sono frutto di tantissima pazienza. E questo è il tuo orgoglio, Marilisa? Diciamo il lavoro più impegnativo che ho fatto, infatti per farlo ci ho impiegato 3 anni, 4.000 metri di filo, 4 chilometri? 4 chilometri. E quanti punti? Ho fatto il conto, tenendo conto di una gugliata, 1.600.000 punti. Mamma mia, io provo a chiederlo, che valore può avere un capolavoro del genere? Questi non hanno valore, perché se mettiamo in conto il tempo, lasciamo perdere. La materiale, vabbè che non si trova neanche più questo materiale, questo edino 120, qualcosa forse si trova ma non più. Si fa per passione una cosa del genere? Solo. Cos'è il Punto Cologna? Il punto Cologna è una variazione del punto Venezia, punto Murano. È un lavoro, non è un ricamo, non è un tessuto, è un merletto, cioè un lavoro fatto con ago e filo e basta. Tutti questi pezzi sono costruiti con ago, filo e basta. La stoffa sotto, per carità, non c'entra niente, ma questo è solo ago e filo. Quindi qual è l'abilità o la difficoltà del Punto Cologna? La pazienza, Immagino. la passione. Ma la passione racchiude un po' tutto, pazienza, abilità e tante altre cose. A lungo andare il punto Cologna si è differenziato un po' dal punto Venezia per una serie di cose. Si chiama anche punto in aria perché si autoregge. Quindi la ricamatrice lavora sospesa con le mani? Lavora sul cartoncino, sì, ma senza nessun altro supporto, né tessile e di nessun altro tipo e senza tombolo. È stato importante questo lavoro per i redditi delle famiglie? Allora, con l'ultima scuola nata nel 1907 viene riportata anche una cifra che veniva attribuita per ogni 50 centimetri più o meno, che credo all'epoca fosse sui 500 lire. Quindi all'inizio del 1900 500 lire erano tante. Sì. E l'introito aiutava le signore a mantenere la famiglia e a contribuire con tutto il resto. Come avete capito, questa era un'arte che praticamente era destinata a scomparire se non fosse stato per Marilisa, la quale riuscì a carpire i segreti delle ultime merlettaie,
quelle che ancora frequentarono nei primi del Novecento la scuola che era nata qui a Colonia Veneta. Carpì questi segreti perché si era innamorata di quest'arte e nel 2007 fondò un'associazione, l'associazione Punto Colonia, chiamando a raccolta quante, come lei, avessero avuto la passione nel cuore per i pizzi, per i merletti, per la raffinatissima arte del ricamo. E la risposta fu anche interessante, fu importante, tant'è che anche oggi sono circa una ventina le signore che ogni lunedì si ritrovano qui all'ex Monte di Pietà, nella salita polifunzionale che è qui dentro, per preparare i loro piccoli capolavori. Piccoli neanche tanto, ma lì si ritrovano per parlare, per fare socialità, per confrontarsi sulle tecniche, sui disegni, sui progetti, insomma, le ciacola, mamma se le ciacola, ma sono bravissime. Ho voluto, ho cercato, sono andata di qua, di là, su e di giù perché volevo imparare la tecnica, volevo i filati, fino a che ho trovato l'ultima merlettaia, una certa signora Wanda Zanini Qui di Colonia? di Colonia, che aveva frequentato quella scuola del 1907, che mi diede l'input, mi insegnò i primi punti, ma anche lì con tanta ritrosia perché doveva essere un segreto che si portava nella tomba. E da lì, dai primi punti, ho imparato, ho studiato con tanti errori, eccetera, eccetera, però allora non esisteva internet, non esisteva nessun sistema per riuscire a scovare. Sono andata a Burano a cercare filati, ma anche là non ho trovato niente. Ormai non viene più prodotto nulla. Perché l'ha fatto Marilisa? Perché mi piace. Le passioni non hanno motivo. C'è un po' la vostra storia qui, la storia di Colonia C'è la storia di Colonia. e di tante donne. E questi merletti sono più antichi della chiesa dove vengono esposti ogni tanto. E cosa si prova ad ammirare? Cosa prova adesso ad ammirare queste bellezze che lei credo sia in grado di riproporre volendo? Sì, in una scala diversa e dopo non mi invento neanche più di produrre cose che possono impiegare anni e anni e anni, faccio così, rappresentanze. Si meraviglia ancora di fronte a questi capolavori? Tanto mi emozionano.